buongiorno dallo stadio Plebiscito di Padova. Stanno entrando in campo le squadre delle due formazioni Under 15 per l'inizio della stagione 2025. Quindi il Padova che partirà in difesa essendo squadra di casa e il Montegrappa di Romano Del Zelino Under 15 che come line-up schierà Pietro Ferraro, Tommaso Destro, Samuele Ciscato, Filippo Liviero, Elia Pagnan, Lorenzo Corrà, Francesco Venneri, Carlo Daniele, Gabriele Piovesan in campo, mentre in panchina ci sono Thomas Baggio, Tiberio Battacchi, Brian Favaloro e Giovanni Mezzalira. Vediamo per il Padova sul monte di lancio si schiera De Rossi, Francesco, mentre sono già pronti i primi tre battitori del Montegrappa, Pietro Ferraro, Tommaso Destro e Ciscato Samuele, che stanno prendendo un po' il tempo su Francesco De Rossi. Tra un po' per l'inizio della partita. Tutto pronto per l'inizio, Pietro Ferraro nel box di battuta. Arbitro indossa la maschera e si parte. Prima palla bassa, ball. Servizio, vai fare la cameriera, basta serve? Strike, secondo lancio, 1-1. Palla esterna, altro ball. 2 ball, 1 strike, il conto. Girata vuoto, strike, 2-2 il conto. Ball, conto pieno. Quarto ball e va in prima base Pietro Ferraro, alla battuta Tommaso Destro. Ball, primo lancio su Tommaso. Chiamato strike, secondo lancio, 1-1. Ball e c'è il tentativo di rubata di Pietro che riesce, sfugge la palla, prova ad andare in terza base e arriva in terza base Pietro Ferraro. Altro lancio per De Rossi, colpisce una palla che finisce in foul ball. Deve essere 2-2 il conto. Ball, conto pieno. Palla esterna, quindi va in prima base anche Thomas Destro, alla battuta Samuele Ciscato. Ricordiamo uomo in prima base, uomo in terza e Samuele. Ball, primo lancio,
strike e c'è la rubata di Tommaso Destro, quindi seconda terza base 1-1. Ball, palla che sfugge e Pietro porta a casa il primo punto e Tommaso arriva in terza base. 2 ball, 1 strike il conto. Foul ball. 2-2 il conto. Palla. Palla esterna, viene eliminato Samuele. Alla battuta va ora Filippo Liviero. Ball, primo lancio. Ball anche il secondo. Strike, 2 ball, 1 strike. Ball, 3-1 il conto. Altro ball, quarto ball e anche Liviero guadagna la prima base. Alla battuta Elia Pagnan. C'è la rubata di Filippo in seconda base. Strike, sfugge la palla e Tommaso porta a casa il secondo punto per il Montegrappa e Filippo Liviero, scusate, sì, Filippo Liviero arriva in terza base. Altro ball e altro punto per il Montegrappa, quindi siamo basi vuote, c'è la pulizia di casa base. Altro ball. Deve essere per 1 il conto. Foul ball. Conto pieno.
Altro ball e altra base su ball per il Montegrappa, quindi per Paglian Elia. Alla battuta si porta il numero 85 Corrà Lorenzo. C'è tentativo di rubata che riesce per Elia. Esce dalla base, dal monte di lancio, scusate, Francesco De Rossi. Ball, palla interna. Altro ball, altra palla interna. Adesso il terzo ball. Quarto ball, palla alta, e altra base su ball per il numero 85 Corrà Lorenzo. Alla battuta va Venneri Francesco. Siamo arrivati al settimo del line-up per il Montegrappa. Girato a vuoto strike sul numero 14. Dai Francesco! Strike. Così, con la tua misura, bravo. Girata a vuoto e terzo strike. E viene eliminato anche Venneri. Alla battuta Carlo Daniele, numero 56. Strike, un lancio e sfugge la palla in terza base e porta a casa il punto il numero 7 Elia, e arriva in terza base anche Lorenzo Corrà. E l'ottavo nel line up Carlo Daniele.
il quarto punto. Sfugge la palla ma rimane vicino a casa base. Le sagre tutte le volte. Vado a gettone. Quindi prima palla ball. Capisco che Ball anche la seconda palla e c'è il quinto punto per il Montegrappa, quindi si va al cambio, quindi hanno fatto in battuta 8 del line-up del Montegrappa. A un po' andrà in difesa il Montegrappa e in attacco il Padova. Si schiera in difesa del Montegrappa per questa parte bassa del primo inning. La formazione di difesa è Pagnà Elia al monte di lancio, Pietro Ferraro catcher, Francesco Verneri in prima base, Lorenzo Corrà in seconda base, Liviero Filippo in terza, Tommaso Destro interbase, Daniele Carlo esterno sinistro, Scato Samuele esterno centro e Piovesan Gabriele esterno destro. Inizia parte bassa del primo inning. Primo lancio ball con palla che sfugge a Pietro. Secondo lancio è un ball esterno, 2 ball. Terzo ball, palla interna. Strike anche su una palla esterna, ma sappiamo che questo arbitro di palle esterne piacciono. Questa è molto esterna, quindi quarto ball, base su ball per il numero 20 del Padova. Numero 34 del Padova strike, primo lancio, ball il secondo e c'è la rubata di seconda base. hanno un catcher che non riesce ad arrivare a riva. Siamo vedi, Palla esterna, strike, palla centrale, 2-2 il conto.
E terzo strike e sfugge la palla, ce l'ha rubata nel frattempo di terza base, Guarda lì, anche adesso Ketcher, con la palla che sfugge se l'aspettava veloce, 2 ore da che. al nostro terza base. Anche adesso, è arrivato lì, gli è arrivato la pallina. Francesco De Rossi alla battuta per il Padova. Dai Franci, dai! L'unico che conosco del Padova. Palla molto esterna, prima palla ball, altra palla esterna, ball, Però se perde, altra ball, 3 ball. E c'è il quarto ball anche per Francesco De Rossi. E c'è la visita sul monte di lancio del coach Massimo Destro. Tutto è pronto per la ripresa del gioco dopo la visita del coach del Montegrappa sul monte di lancio. Dai Nico! Guardiamo basi 1, prima base e terza base occupate dal Padova. Foul ball. Quindi, primo strike. Palla esternissima, c'è il primo punto per il Padova e Francesco De Rossi che arriva in seconda base. Altro ball. Strike, palla un po' esterna. Palla esterna, ball. Altra palla esterna, ball. E quarto ball. Altra base su ball. Basi su ball che sembrano un motivo predominante di questo primo inning. Altra palla esterna, ball. Sul numero 51 del Padova in battuta. Altra palla esterna.
strike, due ball, uno strike. Girata vuoto, strike, 2-2 conto. E altra girata a vuoto e c'è la strike out per il numero 51. Secondo eliminato, quindi va il numero 16 in battuta. Strike, primo lancio. Palla esterna. Uno uno. Strike. Fugge la palla a Pietro, c'è la rubata di terza e di seconda base. Riprende il gioco, girata a vuoto, c'è strike out e quindi si chiude il primo inning sul punteggio di 5-1 per il Montegrappa. Inizio del secondo inning. Torna in battuta il numero 56. Prima palla strike sulla girata a vuoto di Carlo Daniele. Ball il secondo, 1-1. Strike, un ball, due strike. Altro ball, 2-2 conto.
strike e c'è strike out per Carlo Daniele, la battuta numero 16. Piovesan Gabriele Mancino. Ball, primo lancio. Strike 1-1. Girata a vuoto, strike, un ball, 2 strike. Altro ball. Due a due i conto. Altro strike, terzo strike, viene eliminato anche il numero 16 Piovesan Gabriele. Ricomincia il line up per il Monterappa con Pietro Ferraro nel box di battuta. Palla alta, ball, primo lancio su Pietro. Girata a vuoto, strike 1-1. Altro strike, girata a vuoto di Pietro. E strike out, si chiude qua la parte alta del secondo inning con 3 eliminati direttamente nel box di battuta per il Padova. E tra un po' la parte bassa del secondo inning. Sta per iniziare la parte bassa del secondo inning, sempre con Pagnani e Elia sul monte di lancio, Pietro Ferraro catcher, non ci sono cambi per il Monterappa. Prima palla strike sul numero 93 del Padova. Bravo Marco, bravo! Ball, lancio alto. Una bella resilienza. E anche ripiena quella mela. Altro ball. Vai Marco, buono! Però va bene se vai a casa, anche se ne 2 ball. fai pulito proprio. Fai pulire nel lago.
uno strike, Come banane quel ball su palla interna, tre uno. Strike, tira lento, vedi che tira lento. punto pieno. E altro strike, eliminato il numero 93. Senza paura, provaci. No, che Alla battuta numero 26 del Padova. Ball, primo lancio. no, ma io li ho presi. Ball, Sono tutti alla Dominator. Sì, aveva tutti, erano tutti rotti perché avevi girata a vuoto, strike, due ball, uno strike. Guardala bene, dai. Altro ball, 3-1. Altro ball, cioè quarto ball, il 26 guadagna la prima base. Dai Pascal. Dai Mario, dai, dai, rapido. Pulizia di casa base. Ball, primo lancio. Secondo ball. Girata a vuoto. Due ball, uno strike. Guarda là, attento là, dai. Strike, 2-2. Ruba, ruba, ruba. Sì, dai. E terzo strike. Secondo eliminato. Se non erro per il Padova. Dentro che giocava e lì è quello che lancia. Ball, lancio esterno. Strike, 1-1. Foul ball, palla che esce dalla recinzione. Strada, Fabio, non è partito. Un ball, due strike. Palla alta,
2-2. Colpisce la palla che viene raccolta al volo dalla prima base e terzo eliminato per il Padova. Si chiude qua il secondo inning, sempre con nulla di fatto anche per l'attacco del Padova, quindi il punteggio rimane sul 5-1 per il Montegrappa. A tra poco per il terzo inning. Parte alta del terzo inning che sta per ricominciare con Tommaso Destro. Alla battuta si inizia. Bella palla, veramente molto profonda oltre la prima base e Tommaso che arriva in terza base, bella tripla di Tommaso Destro. Io avrei usato anche la palla. Per il gusto di farlo, per dai, avrei usato anche la palla. Aveva fatto lo stesso. Alla battuta Poi va bene, decide che la chance. Samuele Ciscato. Ed era più era più Foul ball e c'è il punto di Tommaso Destro. Quindi si porta a 6 il Montegrappa, 6-1 il risultato in questo momento. Quindi prima palla ball su Samuele. no, ma lui l'aveva battuta bene, se lì hai quello che è questa categoria la prende al volo e come Bella palla anche di Samuele, molto profonda. E... Vai Samu, vai Diamono. Si ferma in prima, avrebbe potuto andare tranquillamente anche in seconda base. Comunque, buona battuta anche di Samuele. Filippo Oliviero. Strike, primo lancio su Filippo. Dai Filippo! C'è la rubata di Samuele in seconda. bravo! Altra palla ball. Arbitro che guarda Baita, guarda quanto la vedi meglio.
scende dal monte Francesco De Rossi con Samuele che torna in seconda base tranquillamente. Marco, pronto? Colpisce e viene eliminato Filippo in prima base con una palla alta, però comunque presa dal Bravi, dai! primo base del Padova. Alla battuta numero 7 Elia Pagnan, il lanciatore del Montegrappa. Ball, primo lancio. Dentro Mario! No, la tira là, Elia. Sfugge la palla con la ball e Samuele arriva in terza base. Tempo chiamato dal catcher che deve rilassarsi la scarpa. Prende il gioco. Foul ball. Palla finisce fuori la restrizione. Dentro a Mario, dentro. Non andava sul parcheggio. Altra palla persa dal ricevitore. Samuele porta a casa un altro punto per il Montegrappa, quindi 7-1 il punteggio in questo momento. Strike Quanto bravo, su Franci! Elia. Ball e base su voi guadagnata da Elia. Alla battuta Lorenzo Corrà, numero 85 per il Montegrappa. Dietro e là. Strike, primo lancio. C'è la rubata Bravo, di Elia in seconda base.
Adesso si pianta la sedia. Si pianta. No. Pensavo che dopo io fare tutto, la carrera si pianta e... Sfugge la palla, rubata di terza base per Elia. Puoi correre. Strike. Due due il conto. Bravo! E altro strike, viene eliminato Lorenzo. Tieni sta misura nella testa, tieni la misura. Pronti, pronti? Dopo Lorenzo, Francesco Venneri. Prima palla Bull. Girata vuoto, strike. 1-1 il punto. Fugge la palla e porta a casa l'ottavo punto Elia. Girata a vuoto, altro strike. 2-2 il conto. Dai Francesco! Ball. Pronti esterni, pronto Pasquale. E girata a vuoto, terzo eliminato del Montegrappa. Si chiude qua la parte alta del terzo Dai inning. ragazzi, dai! Il punteggio deve essere sempre sul 8-1 per il Montegrappa. Parte bassa del terzo inning, qualche cambio per il Montegrappa, a lanciare Tommaso Destro, catcher Liviero,
Filippo, Samuele prima base, Pietro Ferraro seconda, Elia terza, inizia il primo lancio di Tommaso, palla lancio pazzo, Grande Franci. prima palla ball. Ah, sei venuto qua perché avevi visto la famiglia dentro. Secondo lancio, altro ball, palla bassa esterna, Ale, buon occhio Ale. strike, altro strike, 2-2 conto. Strike out, primo eliminato, prime due palle ball e poi 3 strike, uno in fila all'altro per eliminare il numero 34 del Padova. Alla battuta Francesco De Rossi. Ball, palla bassa, primo lancio, palla bassa ancora, anche centrale, 2 ball. Dai Tommy! Strike, terzo lancio, altro strike, 2-2 conto. Ball, conto pieno. Dai! Strike. E strike out anche per Francesco sulla girata a vuoto. Due eliminati, alla battuta il numero 1, vediamo ancora. Strike, deve essere 73 forse del Padova. Foul ball, colpisce la palla sulla mano. Mamma che girava. Viene colpito sulla mano.
Prendi te. No, prendi Non è una girata tutta, però poi la pensa. È stato colpito nella mano sulla girata, adesso vediamo, sta arrivando il ghiaccio. Tutto pronto per riprendere il gioco. Dopo il ghiaccio sulla mano al battitore del Padova. Strike, è eliminato anche il terzo, quindi si chiude qua il terzo inning. A tra po' per l'inizio del quarto inning con il Montegrappa in attacco. Inizio del quarto inning con il cambio sul punto di lancio per il Padova. Va a lanciare il numero 79. Prima palla ball. Altro ball. Terzo ball. Strike. Strike e guadagna la base. Al lancio a sul box di battuta il numero 16, Piovesan Gabriele. Colpisce, salvo sia in seconda base che in prima base ovviamente. Buona battuta di Piovesan Gabriele, riprende il line up del Montegrappa con Pietro Ferraro dopo alla battuta. Ball. Sono le rubate di seconda e di terza. Dai, dai! Dai, sveglia, dai! Su Leo! Non mollare adesso, dai, su di testa, dai! Dai, Franci, dai, su di testa! Ball. Due ball per il topo. Bravo, Terzo bravo, ball. Dai. Dai Nico! Dai Nico, dai che va bene, dai! Concentrati! Quarto ball anche per Pietro Ferraro Nico, che dai! basi piene per il Montegrappa e Tommaso Destro nel box di battuta. Cos'è?
Ball. Altro ball, palla interna. 2 ball. Terzo ball. Ed è il quarto ball anche per Tommaso, quindi altro punto per il Montegrappa e si porta a 9-1. Samuele alla battuta. Altro ball e c'è il 10° punto per il Montegrappa. Altro punto, 10° punto e Tommaso Destro che arriva in terza base. Visita sul modo di lancio per La testa non deve andare giù, dai! tutto pronto per ricominciare il gioco dopo la visita del manager di tutta la squadra. Abbiamo un ball per Samuele. Altro ball. Strike 1. Nico, così, bravo Nico! 2 ball, 1 strike. Bravo! 2-2, palla esterna. Samu. Ball. (3-2). Conto pieno. Colpisce una palla molto profonda. Bravo! Guadagna la prima base comunque Samuele Bravi! e c'è il punto di Tommaso Destro, quindi 11 il parziale, 11-1. Alla battuta va Liviero Filippo. Palla alta, ball. Strike. Samu. Girata a vuoto
altro strike, 2-2 il conto anche per Liviero. Sono entrati 2 strike, vedi che appena Boh, Samu! Niente, il comando è di rimanere fermo in posizione. in under 14. Però si arriva. Quarto ball e quindi base su gol per il 46 Liviero e Samuele va in seconda base. Elia Fagnan, Elia nel box di battuta, girata a vuoto, strike, primo lancio. Altra girata a vuoto, altro strike su palla molto interna. Ball. Altro ball. 2-2. Conto pieno. Sì, voglio dire, anche perché ti stai facendo. Strike, out. Eliminato Fagnan, Elia. Eliminati no. Strike, prima palla sul ball. Strike, ball. Ball. Palla alta, deve essere conto pieno. Altro ball e Va bene Nico, dai! basi piene Dai! Dai Francesco! per il Montegrappa. Venneri Francesco nel posto di battuta, Bravo! prima palla strike, girata a vuoto.
Ball 1-1. Dai Francesco! Altro strike girato a vuoto. Grande, grande, dai! Bravo Nico! Bravo Nico, bravo, dai! Altro ball. Conto pieno. Aspetta che guardiamo Nico. Ball. E quarto ball. Samuele porta a casa un altro punto, il 12° per il Montegrappa. È il quinto punto, per ora dovrebbe essere 13 in teoria, prima erano 8. Ok, finisce qui l'attacco del Montegrappa nel quarto inning, tra poco per l'inizio della parte bassa del quinto. Parte bassa del quarto inning. Sempre con Tommaso Destro la battuta, prima palla strike sul 51. Seconda palla strike. Terzo strike, viene eliminato il 51. Nel box di battuta. Ball, palla bassa. Strike 1-1. Altro strike, un ball, 2 strike. Dai, guarda la pallina, guardala fino alla fine, dai! Gira Davide, gira! Terzo strike, secondo eliminato. La battuta numero 93. Girata a vuoto, fa ball.
strike, 2 strike. Guardala fino alla fine. Che le gira che fa tutto il culo. Terzo strike, terzo eliminato direttamente nel box di battuta. Si chiude anche qui il quarto inning, tra poco per il quinto. Inizio del sesto inning, se non vado errato. Cambiato il catcher nel Padova, adesso c'è Francesco De Rossi. Prima palla ball. Altro ball. Nel box di battuta c'è il numero 54, Battacchi Tiberio. È stato un cambio nel line-up. Terzo ball. E quarto ball. Base su ball per il numero 54. La battuta numero 50, Favaloro Brian. Ball. Colpisce la palla a Favaloro e viene eliminato Tiberio in seconda base, mentre Brian aggiunge la prima. Ricomincia il line-up del Montegrappa con Pietro Ferraro, il topo, nel box di battuta. Ball, il primo lancio. Girata a vuoto, strike. Ball. 2 ball, 1 strike. Altro ball. 3-1. Quarto ball anche per Pietro, quindi guadagna anche lui la prima base e il Brian va in seconda. Bull. Buona, è buona lei, Nicolò, dai!
strike. Uno uno. Eccola! Palla alta. Eccola! 2 ball, 1 strike. Buttiamolo arbitro, dai! Ball 3-1. Girata a vuoto, strike, conto pieno. Altro ball, basi piene della rappa, e Samuele nel box di battuta. Ball, palla esterna. C'è un cambio smonte di lancio, quindi dopo il riscaldamento riprenderemo con Samuele con un ball. Si ricomincia dopo il cambio del pitcher per il Padova. Vediamo un ball. Samuele. Secondo ball. Terzo ball. Colpisce una palla altissima che viene raccolta al volo. E viene eliminato Samuele. Bene Ale! Una fly ball. Strike. Alla battuta ora c'è Liviero. Sveglia su ste robe, dai! Ball, palla esterna, anzi molto esterna, perché quello esterno l'arbitro lo chiama strike. Ball.
palla è punto. Peccato. E viene data comunque un'altra base, probabilmente perché la palla è uscita, non abbiamo capito il motivo. Comunque altri 2 punti entrati, dovrebbe essere in teoria 15 ormai il punteggio per il Montegrappa. Pronto, pronto! Colpisce anche Elia, una palla che esce e c'è il punto di destro e anche di Liviero. Dovrebbero essere 17 e questi altri 2 punti, mentre va nel box di battuta il numero 25, mezzalira, Giovanni. Prende il gioco. Ball, primo lancio su Giovanni. Girata a vuoto, strike. Altra girata a vuoto, altro strike. Altra girata a vuoto, c'è l'eliminazione di Giovanni, quindi Bravo Ale! terzo eliminato, si va al cambio. Questo sesto inning. Pronti per questa parte bassa del sesto inning, è stato un cambio di pitcher e di catcher. Samuele Ciscato sul monte di lancio e il numero 54 Attacchi Tiberio come catcher. Prima palla colpita e si lascia scavalcare il 37 che guadagna la prima base.
strike, Questo è Leo Melini. 2 lei cambia. Abbiamo altri lei. Bravo, buon occhio, bravo, dai. alla alta, ball. Strike, Leo, gira, tranquillo, senza paura. Leo. un ball, 2 strike. Carica forte. E c'è terzo strike, viene eliminato. Dai, dai. Dai, dietro. Strike, sfugge la palla ma strike, 2 strike. Foul ball. Dai, dietro. E strike out, secondo eliminato. Foul ball. Primo strike. Secondo foul ball. 2 strike. Più rapido, dai che ci sei. Dai, più veloce, dai. Colpisce una bella palla e portano a casa la seconda e terza base. In battuta Samuele contro il suo amico Francesco. Ball, primo lancio. Strike, si è girato a vuoto. 1-1.
Si salva Francesco nonostante l'intervento di Sì, sì. la partita! Vale il biglietto! Anche se prendiamo 20 non me ne frega, questo vale il biglietto, grandi! Non mi importa, poi comprare 25. Quindi 2 punti entrati per il Questo Padova. vale la pena. Questa sta bellissima questa. Vai Juan, dai Juan! Strike, girata a vuoto. Eravamo quasi amati. La pallina con la mazza. No, ma che dite? Sì. Favore. Ma l'hai abbandonato la macchinetta? Cos'è che complichiamo? Adesso vedo una scatola da scambio, per la prossima partita. Offerte per la macchinetta di Madrid. 2 strike. Sconto Con piedi a posto. dopo il recupero delle palline da parte dell'arbitro. Concentrato, vai! Colpisce e eliminato il battitore. Quindi non ha fatto concludere il punto a Francesco e si va al cambio. Settimo inning, finisce questo sesto, abbiamo perso, ma il punteggio deve essere 15-3 forse, verificheremo più tardi. Inizio del settimo inning, se non vado errato. Strike. Bull. Numero 37 Baggio Thomas. Uno. Ball, 2 ball, 1 strike. Tre ball, 1 strike. Favore. Conto pieno. C'è il ball, quindi base su ball guadagnata da Baggio.
Ball. Alla battuta numero 54, Patacchi Tiberio, prima palla a Ball. Altro Ball. Foul ball. Colpisce una palla che cade in foul ball. Altro ball. Deve essere conto pieno. Altro ball e quasi subito guadagnata per Patacchi Tiberio. Battuta numero 50, Favoloro Brian, prima palla a Ball. Allora, non devi giocare a 2 volte, devi solo giocare a 1. Sì, ma lì hanno portato già le scarpe, mannaggia. Altro Ball. Dai Ale, non mollare Ale! Dai, cosa sai fare Ale, dai! Devi tirare. Ball. Altro Ball. Basi piene per il Montegrappa sul quarto Ball per Brian alla battuta
Pietro Ferraro, dopo ricomincia il line-up del Monte Carlo. Poi Spingi Ale, spingi un po'. Leo basta. Ho mal di schiena, non è che mi piace. palla alta, Ho mal di schiena. deve essere terzo ball. Partita, guarda che Quarto ball e Leo, adesso andiamo. Basi e altro punto per il Montegrappa, dovrebbe essere il 16°. Ball. Probabilmente il comando di rimanere fermi in base per i nostri. Visto il punteggio largamente in mano al Montegrappa. Girata non molto convinta di Tommaso. Strike. Strike. Che sono palle un po' lente che sembrano delle curve, ma non sono curve, sono palle che andiamo proprio lentamente verso la casa base. Questo è un ball. 2-2 il conto. Lancio pazzo e conto pieno. Altro ball, altro punto, 17°. Samuele Ciscato. Mancino! Niente, non va di Mancino. Foul ball. Primo lancio su Samuele. Primo strike.
grande legna in esterno sinistro con palla che arriva in fondo alla recinzione, quindi punto del Topo 17-18 e Samuele in seconda base. Quinto punto, quindi si va al cambio. Questo potrebbe essere l'ultimo inning in teoria. Ultimo attacco per il Padova, questo settimo inning, sono ormai 2 ore e mezza che la partita è iniziata. Sempre Samuele al lancio con la prima palla strike. Foul ball. 2 strike. Colpisce, ha raccolto la palla da Samuele e primo eliminato. Dai che va bene, l'importante è battere, bravo Ale! Cambio del battitore, sempre Samuele al lancio, Colpire stai palla sposta il sederino per del bull, trio. Stava appena a sfiorare prima. Ma sì, Bruna, avevo parlato da te prima. Dai! strike. Altro strike. Dai là, stai fermo e gira forte, dai! Sì, un bull, 2 strike il conto. Terzo strike, eliminato anche il secondo battitore. Va il terzo. Ball, primo. Girata a vuoto, strike. Passa, occhio, dai! Un ball, uno strike. Dai Marco! Strike. Bene un'altra Marco, dai, convinto! Due. Strike, dai! 2 strike. Un ball, 2 strike. Dai che te batti, dai!
Strike out e dovrebbe chiudersi qua la partita con la vittoria della Montegrappa per almeno 22 punti. A 5 forse. Buona la prima per questo campionato Under 15 2025 per il Montegrappa. I nostri sono tutti nostri, non è una sottofuga. I nostri sono tutti nostri. Abbiamo perso, ma tutti nostri. Non abbiamo catturato il giro. Vincere facile, facile. Vado a prendere i più bravi dagli altri.